Quacquero. Enrico, è per caso in collegamento ancora? Sì, la dobbiamo salutare perché ha un altro impegno, quindi la ringraziamo e la salutiamo e ci ritroveremo in altre occasioni. Grazie ancora. Un applauso, certo. Grazie. Arrivederci. Passiamo ora la parola a Gigi Lallai, qui alla mia destra, che fa parte del comitato di redazione di Concertus e ci spiegherà un po' il lavoro di questa redazione. Buonasera a tutti, intanto io sono felice di essere in questa sede che finalmente è la casa delle Launeddas, è una cosa che per tanti anni avevamo idealizzato e ipotizzato e finalmente grazie all'associazione siamo riusciti in questo grande risultato. Volevo fare semplicemente una premessa, qui si sta parlando di musica. Ebbene, la musica è l'arte, così la definisce Schopenhauer, che non è l'ultimo arrivato, che arriva direttamente all'anima. Questo mi sembra opportuno quando si parla di musica, in modo particolare delle Launeddas. Dicevo che questo è un momento importante perché dopo 3 anni di pausa è ripresa la pubblicazione del volume dell'associazione. Devo dire la verità che temevo che l'avventura della pubblicazione terminasse, perché sarebbe stato, da parte mia, penso da parte di tutti quanti, un autentico disastro, perché avrebbe sconvolto un po' tutto quello che era la base della pubblicazione. Invece grazie al comitato di relazione, a Tonino, Gianni, Gianfranco, Riccardo anche che ha collaborato moltissimo, Ignazio Zucca e Ignazio Spano, si è riusciti a fare questa pubblicazione che io mi auguro di cuore che sia la nuova ripresa e che quindi oltre il numero 4 speriamo di avere il numero 5, 6, 7, 8, perché altrimenti sarebbe stato un colpo, dico, nella storia stessa delle Launeddas. La pubblicazione in effetti ha rappresentato una sorta di rivoluzione pacifica, ovviamente, nel mondo delle Launeddas, perché le Launeddas sino a un certo periodo sono sempre state illustrate dagli studiosi. Taramelli, che è quello che ha scoperto il bronzetto nuragico, Giovanni Liliu, il Fara, Laziatori, il Valle, il Gabriel, che hanno parlato delle Launeddas. E poi, oltre agli studiosi, hanno trattato le Launeddas anche i tantissimi viaggiatori che sono venuti in Sardegna per vedere la Sardegna. Voglio citarne un paio: la Marmora, Malzan, Niaus, Vouillet, potrei continuare con Bresciani, tantissime. Io a casa mia ho addirittura una parte della mia biblioteca con i libri dei viaggiatori, che sono estremamente importanti e che tutti hanno un comune denominatore e tutti raccontano l'importanza che le Launeddas hanno avuto nella vita dei sardi. Le Launeddas erano presenti nei matrimoni, nei battesimi e purtroppo anche nei funerali. Era praticamente il motif di tutta la vita della Sardegna. E con questa pubblicazione, io parlavo di rivoluzione, invece per la prima volta i suonatori sono riusciti a esprimere le loro opinioni, quello che pensavano delle Launeddas, delle storie delle Launeddas, e quindi sono diventati anche protagonisti a fianco agli studiosi. E questa possiamo definirla, a mio parere, una sorta di pubblicazione quasi indiretta. Si tratta quindi di un impegno non solo dal punto di vista musicale, ma io vorrei sottolineare anche da un altro punto di vista, anche dal punto di vista della tutela della lingua, perché una delle caratteristiche di questa pubblicazione è che i testi vengono anche riportati nella lingua sarda, quindi questo è un modo per valorizzare
in modo particolare la lingua sarda. Mi sembra una cosa estremamente importante. Io vorrei arrivare subito agli articoli, dire che negli articoli addirittura i suonatori fanno delle ricerche, e mi piace ricordare la ricerca che ha fatto Ignazio Zucca sul pittore Giuseppe Deris del Seicento, ed è una ricerca estremamente importante, perché attraverso la posizione delle mani del quadro fatto da questo Deris si capisce che probabilmente era un suonatore di Launeddas. Poi vado avanti per non tediarvi. Una cosa estremamente importante di questo fascicolo, di questa pubblicazione, è la documentazione del festival, oggi diremo, che si è tenuto nel 1938 nel bastione di San Remi a Cagliari, che diciamo che sicuramente è stato il più grande festival di Launeddas mai realizzato, perché se guardiamo i suonatori, c'erano tutti i suonatori più importanti, quindi penso che una cosa del genere sia rimasta unica e forse anche insuperabile. Il Roberto Milleddu parla invece della storia delle Launeddas dal momento della crisi, perché le Launeddas a un certo punto hanno rischiato molto gravemente, diciamo, di morire. Stiamo parlando degli anni 60, 50, 60 circa, quando la televisione, la radio e diciamo la vita stessa ha portato in Sardegna come modelli i modelli che venivano da fuori, quindi anche la stessa lingua è stata in qualche modo messa da parte, e oggi invece diciamo che c'è una ripresa estremamente importante. Come tra articoli importante è l'articolo di Tonio Stara sulla canzone longa, che praticamente parla delle abitudini della musica e di Cabras, e questa è una cosa estremamente importante, così come è importante l'articolo di Tonino Leoni su Francesco Piga. Io pensavo che la cosa forse che mi ha più affascinato di tutto quanto è stato scritto, tutto mi piace, però è stato quello che ha scritto Miriam Quachero a proposito delle Launeddas che sono state presenti nella festa per il matrimonio di Vittorio Amedeo di Savoia con Maria Antonietta Infanta di Spagna. Perché è estremamente importante questa presenza? Perché non dimentichiamo che quel periodo, stiamo parlando degli anni 1750 circa, è un periodo particolarmente travagliato per la Sardegna, perché esisteva un partito spagnolo che voleva riportare la Spagna in Sardegna, e poi c'erano i Savoia invece che nel 1720 hanno avuto la Sardegna, e diciamo che c'erano dei contrasti molto pesanti, è inutile che io ve li citi eccetera eccetera, proprio tra il mondo spagnolo e il mondo diciamo piemontese sardo. Beh, in questo periodo la cosa importante è che il gremio degli aratori ha portato a questa festa le Launeddas, secondo me è una prova dell'importanza delle Launeddas nel tempo. Io avrei fatto una domanda alla Miriam Quachero, però ve la risparmio così. Le Launeddas quindi non sono da considerare semplicemente uno strumento musicale, per quanto piacevole, interessante, eccetera, eccetera, sono un emblema della Sardegna, perché il fatto che hanno resistito nel tempo, nei secoli, possiamo dirlo con assoluta certezza, rispetto a tanti altri strumenti, a tanta musica, significa che questo strumento è veramente l'espressione dell'anima dei sardi. Questa continuità è importantissima anche per il futuro
perché ci auguriamo, come ha detto Gianfranco, eccetera, che le Launenses abbiano una vita insieme all'associazione, ovviamente, però è estremamente importante perché le Launenses, a mio modesto parere, sono una parte estremamente importante della identità della Sardegna, perché l'avere resistito alla storia, alle vicende anche tribolate della Sardegna ed essere arrivata ai nostri giorni e a creare sentimenti, sensazioni nei sardi è estremamente una cosa molto importante. Quindi io mi auguro veramente di cuore che ci sia il numero 5, 6, 7, 8 di questa pubblicazione. Grazie.